Anche il Venezia Calcio si stringe nel dolore che ha colpito la famiglia dell'ex presidente del club Maurizio Zamparini per la tragica morte del figlio più piccolo, Armando Zamparini. Aveva 23 anni appena, è stato trovato privo di vita nel suo appartamento inglese a Londra dalla governante proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto iniziare la sua nuova avventura lavorativa. Condoglianze anche da parte del mondo industriale veneziano con il già presidente arancio-nero-verde Vincenzo Marinese. La mia vicinanza a un padre che sta vivendo una tragedia interiore, una tragedia familiare, una perdita che non si può descrivere, un figlio, l'amore di una vita, a un uomo che ha dato tanto a questa città, a un uomo che dello sport ha fatto la ragione della sua vita, a un uomo che onestamente quando è andato via da Venezia ha lasciato il segno. Al concludersi di tutte le formalità amministrative, sottolineano in una nota i legali della famiglia Zamparini, Armando sarà riportato in Italia dai suoi genitori, qui sepolto. Saranno ora gli accertamenti a chiarire le cause di questa tragedia, attesi nei prossimi giorni i risultati dell'esame autoptico con la famiglia, che ha già spiegato il giovane non soffriva di patologie. L'ex presidente del Venezia ha chiarito che il figlio aveva sofferto di bronchite asmatica e nient'altro. A un uomo che in questo momento come padre sta soffrendo, dobbiamo tutti mostrare un grande affetto e soprattutto una grande vicinanza.